señores, atención, a la campaña electoral. No se levanten del sofá, que el circo va a comenzar. Y hablan de promesas que no cumplirán. ¿Y qué más da? ¿Qué se va a acordar? Son 4 años para poderme lucrar. ¿Y qué más da? A costa de los demás. Diputados y ministros de partidos mayoritarios, apoyados por el banquero, el periodista y también los sindicatos. Son una cuadrilla de ladrones que te piden que les votes. No olvides que es tu deber, que les des aún más poder. Del político corrupto, del político ladrón, del político corrupto. Su democracia es corrupción. Amasen más dinero, vota para que estos lleguen al gobierno. Con la correttezza facciamo una bella partita, lo spettacolo per tutti quanti. Ok, in bocca al lupo. Bienvenidos compañeros a esta falsa democracia, que todo se reduce en ser pobre y a votar. Il giorno dei giorni è arrivato, oggi si decide il campionato di Serie C1, la Capitolina ospita il Palombara in una sfida che vale una stagione. Si comincia, la super sfida è iniziata. In profondità si va da Kocic, pallone in mezzo, attenzione, non trova il gol Butnaru, la deviazione da 2 passi termina fuori. Torna da Di Ponto, Ricci sta toccando un'infinità di palloni, attenzione all'errore, Rubei può calciare il tiro, il diagonale termina fuori. Matarte a trabajar para vivir hipotecado, vaya marrón. Rubei all'indietro, Lauri, Di Ponto, il riflesso del portiere ospite. No sé si es por la crisis o todo lo que habéis robado, vaya marrón, que nos habéis dejado. No me llega ni pa'l paro y miráis para otro lado, vaya marrón, que nos habéis dejado. Matarte a trabajar para vivir hipotecado, vaya marrón, que nos habéis dejado. Por vuestra incompetencia y 3 millones de parados. In profondità Leandri si gira, Gioia pensa al sinistro, lo prova. Del politico corrupto, del politico ladrón, del politico corrupto. Attenzione a Fratini per Cerchiari, pallone in mezzo, De Cicco, Di Ponto è miracoloso. Adesso Cerchiari, grande recupero di Gioia, pensa al tiro, attenzione, pallone in mezzo, il tocco di Kocic, il gol del Palombara, vantaggio ospite, arriva al 21esimo il vantaggio di Kocic. Señoras y señores, atención, a la campaña electoral. No se levanten del sofá, che il circo Fa costretta a ricominciare da dietro, Petrucci, attenzione, Di Ponto, insuperabile. Rubei, pallone per Angelini, la conclusione, ancora Di Ponto. Angelini, la conclusione, pallone alta di un soffio. Alla fine interviene Angelini, pallone per Petrucci, Di Ponto, ancora lui. Diputados y ministros de partidos mayoritarios. Calcio di rigore,
esulta Petrucci, arriva il fischio, parte Fratini, il tiro e il gol, il pareggio della Capitolina, 1-1 allo scadere. Tienes de eso más poder del político corrupto, del político ladrón, del político corrupto. Si riparte. Esce Rubei, Angelini va in porta, Milani salva, Fratini poi di Ponto. Adesso Mazzuca per Fratini, attenzione il tiro di Ponto. Il gioco è già ripreso. Kocic rientra la giocata e il tiro, il gol di Kocic con la deviazione, il gol di Kocic. Estado del bienestar, bienvenidos compañeros a esta falsa democracia, que todo se reduce en ser pobre y a votar. Milano, il pallone a cercare Petrucci, adesso Becchi, attenzione a Becchi, il tiro, il gol, Becchi, un minuto dopo è già 2-2, il gol di Becchi, l'errore di Di Ponto. Arriva il fischio, parte Kocic, c'è uno schema, pallone per Ricci sul secondo palo, il 3-2 di Ricci, che disattenzione difensiva per la Capitolina. Vaya marrón que nos habéis dejado. No sé si es por la crisis o todo lo que habéis robado. Vaya marrón que nos habéis dejado. C'è Angelini, pensa al destro, attenzione se ne va, il pallone in mezzo, Di Ponto blocca. Uscita di Mazzuca, attenzione, la porta è vuota, Milani, Kocic, c'è De Cicco sulla linea di porta, prova Milani, può calciare, Mazzuca ritorna e scivolata e rimedia. Que nos habéis dejado. No sé si es por la crisis o todo lo que habéis robado. Vaya marrón que nos habéis dejado. No me llega ni pa'l palo y miráis para otro lado. Attenzione, De Cicco entra in area, Di Ponto mette in angolo. Para vivir hipotecado, vaya marrón que nos habéis dejado. Por vuestra incompetencia y 3 millones de parados. Adesso pallone a cercare Kocic, il colpo di testa, la parte è vuota, il gol di Kocic al 31esimo, il 4-2 che chiude questa partita. Del politico corrupto, del politico ladrón. Un vero fenomeno. Su democracia es corrupción. Attende solo il fischio dell'arbitro, arriva adesso la Virtus Palombara, vince il campionato di C1 all'ultima giornata, espugna il Tuliv, batte 4-2 la Capitolina e conquista la promozione in Serie B. Señores, atención a la campagna elettorale. È stata una partita bellissima, a parte il risultato che è andato a favore nostro. Facciamo i complimenti all'amico Walter e a tutta la Capitolina. Abbiamo fatto la partita più bella dell'anno e più importante dell'anno e penso che ci siamo alla fine meritati su questo campo oggi la promozione. Lo spot più bello è vedere il palazzetto pieno. Purtroppo avremmo voluto festeggiare, ovviamente sono un ipocrita, avremmo voluto festeggiare in maniera... Avremmo voluto concludere la stagione in maniera completamente diversa. È lo sport, hanno vinto loro, sono stati più cinici. I miei forse hanno pagato un po' l'inesperienza di certe gare. Sono ragazzi, come dice Roma, quindi molto probabilmente ti fanno gare spettacolari come la 2 giorni di Coppa dove sono andati a 2000 e oggi l'ho visti sinceramente in maniera totalmente differente da come l'avevo visto in settimana, un po' bloccati, ma li capisco, nel senso sono partite, ero bloccato io che stavo fuori, quindi... Allora, difficile dire un giocatore singolo non conta niente in una squadra, quindi siamo stati tutti bravi, crederci fino alla fine con tantissime difficoltà che abbiamo avuto durante l'anno. Abbiamo creduto e alla fine ce l'abbiamo fatta tutti insieme. È un'emozione indescrivibile perché se penso che fino a 3 anni fa facevamo la Serie D, 4 anni fa, adesso siamo nel nazionale che
è una gioia immensa. Dicevo che questa settimana per me ha un valore incredibile, sarà la settimana che ricorderò tutta la mia vita, perché mercoledì 25 anni di matrimonio, oggi la Serie B, cioè voglio dire, posso pure morire in pace adesso. Diciamo che noi abbiamo giocato la seconda metà della stagione improntata per arrivare a questa partita con questo distacco, perché sapevamo che era difficile che la Capitolina perdesse più punti. Siamo arrivati e oggi ci giocavamo la vita, la stagione, lo sapevamo, era una partita tesa, non facile da giocare, perché comunque quando giochi queste gare la testa non è collegata con il corpo, però siamo stati grandi. Siamo arrivati a questa partita con la possibilità di vincere il campionato e l'abbiamo fatto nostro, non potevamo fallire. Io metto quello che è la mia arma che ho a disposizione, però alla fine la nostra squadra è un bel mix di giovani, giocatori di esperienza, e quindi alla fine abbiamo vinto questa partita determinante e avevamo solo questo risultato, e quindi è stata una soddisfazione enorme, perché è stato tutto l'anno a rincorrere, alla fine il nostro obiettivo era rimanere attaccati per giocarci questa partita, e così è andata. Diciamo che la vittoria, comunque la prima cosa che abbiamo fatto, ho smesso di giocare io. Stavo dicendo a Milani, comunque il calciotto ha preso un grande giocatore, il calcetto comunque l'ha perso, e questo ci ha fatto sicuramente vincere, no? Scherzi a parte, comunque io credo che abbiamo preso la situazione in un momento delicato, siamo riusciti comunque a tirarlo fuori. Io voglio ringraziare anche agli altri mister, a Eugenio Fiori comunque e a Cignetti, che alla fine hanno passato poco tempo magari, e comunque questo è anche merito loro, perché poi alla fine ci ha avuto magari sfortuna nei momenti delicati, e in questo momento comunque tocca ringraziare anche a loro, che aspettavo comunque questi momenti, perché comunque sicuramente è merito anche loro, un pezzettino di questa vittoria è merito loro. Beh sì, abbiamo trovato delle difficoltà, io sono arrivato un po' più tardi a dicembre, però so che insomma ci sono state difficoltà proprio pure in quel periodo di dicembre, c'è stato un attimo un trambusto, sai, poi quando si cambia spesso allenatore non si trova mai il bandolo della matassa, invece poi abbiamo fatto amalgama, ci siamo stretti tra di noi, abbiamo dimostrato come una squadra di A2 possa vincere un AC1. Secondo me quest'anno c'è stato un giocatore che veramente ha fatto delle cose favolose, lo conosco da tanto tempo, ci ho giocato insieme, è mio amico, ma l'ho visto giocare, ci ho giocato contro, l'ho visto qualche partita, veramente stanno, penso Marco Angelini, più di lui non lo merita nessuno, penso che ha fatto qualcosa di eccezionale, quindi noi ci prendiamo il campionato, ma io penso lui merita di vincere il miglior giocatore quest'anno, perché ha fatto veramente delle cose pazzesche, quindi... La differenza oggi l'ha fatta Marko Kocic, l'ha fatta ogni singolo, che alla fine di questo girone di ritorno si sono tutti coesi e ad oggi hanno formato una squadra. Ci abbiamo messo bene o male quasi 30 partite a fare questo lavoro, però bene, sono contento e faccio un complimento ai ragazzi. Vado a farmi una foto con loro.